Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura, corruzione a Trapani, ai domiciliari un militare della Capitaneria di Porto che avrebbe promesso l'archiviazione dei verbali con sanzioni amministrative in cambio di forniture di pesce. Per un noto imprenditore invece è scattato l'obbligo di dimora. Chiuso chiosco bar nel quartiere Enesima di Catania, era diventato luogo di ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento, emesso dal questore, ha durata di 7 giorni e mira a salvaguardare la sicurezza dei cittadini, tutelando anche le altre attività commerciali. Venditore ambulante preso di mira in piazza Castelnuovo a Palermo. L'uomo originario del Bangladesh sarebbe stato colpito con una spranga e poi derubato da 2 giovani. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di zona. Giovane pusher in manette a Catania. Il ventenne vendeva marijuana e illustrava ai clienti prezzi e modalità di consegna utilizzando i social. Come nascondiglio della droga aveva scelto la casa della nonna con cui viveva. Dopo l'arresto è stato posto ai domiciliari. In conclusione il meteo, il sole fa un passo indietro lasciando spazio al maltempo che domani si abbatterà su gran parte della Sicilia. Nonostante le previsioni avverse, la protezione civile non ha diramato alcuno stato di allerta. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.